Ciao a tutti, sono Gino, IK8QQM e sono anche K8QQM con nominativo americano. Benvenuti a questa bella manifestazione, l'Open Day, alla quale purtroppo non sono potuto essere presente per cause di forza maggiore. Comunque, mi fa piacere che voi possiate lo stesso vedermi e possiamo lo stesso affrontare questo argomento, il meteor scattering. Io sono socio ARI, Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Napoli, e sono anche socio UAN, Unione Astrofili Napoletani. Benissimo, cominciamo a parlare del meteor scattering. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che nel Sistema Solare, quindi intorno al Sole, ovviamente non orbita soltanto la Terra, così come gli altri pianeti, ma orbitano anche tantissimi oggetti più piccoli, dagli asteroidi fino addirittura a considerare oggetti che hanno diametri dell'ordine di qualche micron, quindi parliamo di vero e proprio pulviscolo cosmico. Tanto è vero che si calcola addirittura che ogni giorno entrino in atmosfera una quantità di micrometeoriti, cioè di oggetti con diametro compreso tra qualche micron e qualche millimetro, pari a decine di miliardi. A questi poi vanno aggiunti gli oggetti che sono in grado di produrre fenomeni visibili, che ogni giorno sono circa 100-200 milioni. Cosa intendiamo per fenomeni visibili? Che cosa succede quando questi oggetti entrano in atmosfera? Diciamo che la velocità d'ingresso in atmosfera di questi oggetti è sempre dell'ordine delle decine di chilometri al secondo. Si comprende allora che con tale velocità non può che prodursi un notevole attrito tra il frammento che entra in atmosfera e i gas costituenti l'atmosfera. La conseguenza è che si sviluppa una notevole quantità di calore. Questo che cosa comporta? Da un lato che l'oggetto si dissolve, solo gli oggetti più grandi formano i meteoriti che riescono a raggiungere il suolo. Quindi da un lato l'oggetto si dissolve, dall'altro lato il gas, riscaldandosi moltissimo, diventa gas fortemente ionizzato, quindi si produce una scia di plasma, cioè scia di gas fortemente ionizzato. Che cosa significa? Cos'è il plasma? Allora, se noi abbiamo... Allora, gli atomi sono costituiti dal nucleo positivo e dagli elettroni che girano intorno. Non è proprio così, questo è un modello approssimativo. Quando insomma un gas viene fortemente riscaldato, gli elettroni acquistano energia tanto da riuscirsi a separare dal nucleo, quindi il plasma è praticamente un gas portato ad uno stato tale che abbiamo il nucleo positivo e gli elettroni liberi, cioè gli elettroni che si sono completamente separati dal nucleo, almeno buona parte di essi. E questa scia di plasma che corrisponde alla scia luminosa che noi vediamo, le stelle cadenti, il nome che noi comunemente diamo alle meteore. Ora, qual è la quota a cui avviene l'ablazione? Allora, il processo di ablazione di solito inizia intorno ai 100-120 km di altezza, che corrisponde allo strato E della ionosfera, ma gran parte del processo spesso avviene tra i 40 e i 70 km di altezza. In realtà però comunque non è sempre così, perché i frammenti più piccoli iniziano a dissolversi prima, addirittura i frammenti molto molto piccoli si dissolvono negli strati più alti dell'atmosfera senza nemmeno bisogno di raggiungere l'incandescenza. D'accordo. Diciamo adesso che ci sono due tipi di flusso meteorico. Allora, c'è il cosiddetto random stream, che corrisponde all'attività meteorica di fondo e diciamo è un flusso che ha un carattere sporadico e casuale. E poi c'è il cosiddetto meteor shower. In inglese letteralmente sarebbe doccia di meteoriti, ovviamente dobbiamo intenderlo come tempesta di meteoriti, il quale corrisponde agli sciami meteorici, cioè i quali si hanno quando la Terra durante il suo moto orbitale incontra una zona in cui la densità di frammenti è più elevata. Ci sono sciami meteorici famosi, i quali vengono incontrati sempre nello stesso periodo dell'anno. Tra questi ricordiamo, allora, abbiamo le quadrantidi o bootidi di gennaio, abbiamo le liridi ad aprile e le arietidi a giugno, molto famose. Abbiamo le Perseidi o lacrime di San Lorenzo ad agosto, chi è che non le conosce? Abbiamo le Orionidi e le Draconidi ad ottobre, le Leonidi a novembre e le Geminidi a dicembre.
torniamo adesso alle questioni riguardanti il flusso meteorico. Allora, per gli sciami meteorici due dati sono molto importanti. Allora, uno è il radiante. Che cos'è il radiante? È il punto della volta celeste dal quale sembra provenire il flusso meteorico. Ovviamente affinché uno sciame meteorico sia osservabile è bene che il radiante si trovi sopra l'orizzonte. Per poter localizzare il radiante, diciamo, vengono indicate le sue coordinate celesti, che sono la declinazione e l'ascensione retta. La declinazione è un po' l'equivalente della latitudine proiettata sulla sfera celeste. L'ascensione retta invece è un po' l'equivalente della longitudine. L'altro parametro, il secondo dato importante per gli sciami meteorici è il cosiddetto ZHR, tasso orario zenitale, cioè praticamente indica il numero di impatti l'ora che l'osservatore potrebbe osservare se il radiante si trovasse esattamente allo zenit. Quindi ovviamente più lo ZHR è alto, più uno sciame meteorico è attivo. Bene, per ciò che riguarda invece l'attività meteorica di fondo, diventa determinante il moto della Terra. Cerchiamo di capire perché. Allora, immaginiamo di stare in auto e di stare viaggiando a una certa velocità, per esempio in autostrada. Allora noi percepiremo del vento relativo che proviene del vento apparente, possiamo definirlo, che proviene dalla direzione verso cui stiamo andando. L'auto viaggia in avanti, il vento ci sembra provenire dalla direzione che è davanti. Benissimo, allora per la Terra accade la stessa cosa. La Terra orbita intorno al Sole e si muove nello spazio. Allora noi, tutte le particelle insomma che stanno nello spazio, tutti i frammenti, ci sembreranno provenire dalla direzione verso cui si sta muovendo la Terra. Perfetto, allora si genera quindi un radiante apparente che chiamiamo apice, che è il punto della volta celeste da cui sembra provenire il flusso meteorico a causa del moto della Terra, che è anche il punto della volta celeste verso cui la Terra pare muoversi istante per istante. In realtà, per quanto riguarda l'attività meteorica di fondo, c'è anche da dire che il moto della Terra produce sia variazioni giornaliere che variazioni stagionali. Vediamo perché. Cominciamo a parlare delle variazioni giornaliere. Allora, la prima cosa da dire è che in generale, per convenzione, la direzione dell'alto nel sistema solare è definita come la direzione dalla quale è visibile il polo nord della Terra e il polo nord degli altri pianeti. Che cosa si osserva? Che se noi guardiamo il sistema solare dall'alto, tutti i pianeti appaiono orbitare intorno al Sole in senso antiorario. Non solo, ma appaiono anche ruotare intorno al proprio asse in senso antiorario, con la sola eccezione di Venere e Urano, per i quali si parla di rotazione retrograda, che ruotano intorno al proprio asse in senso orario, nell'altro senso. Bene, allora, se osserviamo questa figura, di che cosa ci rendiamo conto? Allora, la Terra sta ruotando su se stessa in senso antiorario e sta orbitando intorno al Sole in senso antiorario. Quando è che diciamo, è visibile l'apice? Evidentemente noi siamo esposti nella direzione verso cui si sta muovendo la Terra, all'alba. Osservate un po' la figura. E quindi praticamente l'apice diventa visibile, ma soprattutto raggiunge la sua massima altezza sull'orizzonte proprio all'alba. Se la Terra avesse una rotazione retrograda come Venere e Urano, questo avverrebbe al tramonto, invece avviene all'alba. E quindi praticamente l'apice è più alto sull'orizzonte e l'attività meteorica di fondo ha un massimo all'alba. Non solo, ma anche la velocità di ingresso dei vari frammenti in atmosfera ovviamente sarà maggiore all'alba, proprio perché noi ci stiamo muovendo, diciamo, noi guardiamo l'apice e quindi l'atmosfera guarda il punto verso cui ci stiamo muovendo. Ed infatti nella figura superiore di quest'altra pagina si vede un grafico che esprime come varia la velocità media di ingresso dei frammenti in atmosfera ai diversi orari. Come potete vedere, essa raggiunge un massimo proprio all'alba. Per quanto riguarda invece le variazioni stagionali,
Esse sono dovute all'inclinazione che ha l'asse terrestre rispetto al piano orbitale, che è circa di 23 gradi. Questo fa sì che all'alba l'apice non ci appaia sempre con lo stesso angolo di elevazione sopra l'orizzonte nei diversi periodi dell'anno, ma appare con elevazioni diverse. In particolare si osserva che l'apice appare più alto sull'orizzonte all'equinozio di autunno. Allora, guardiamo un po' questa figura. L'equinozio di autunno è, diciamo, la figura di sotto di questa pagina. L'equinozio di autunno, dei 4 punti mostrati, è il punto che sta più in basso. Come potete osservare, allora, consideriamo Napoli è a 41 gradi a nord, quindi guardiamo l'emisfero nord. Come potete osservare, l'asse terrestre all'alba, l'inclinazione dell'asse terrestre ci fa avvicinare al piano orbitale e quindi all'equinozio di autunno. All'alba noi siamo più vicini al piano orbitale, di conseguenza l'apice ci appare più elevato sull'orizzonte. Si può anche calcolare l'elevazione con cui l'apice ci appare sull'orizzonte. Infatti, allora, Napoli ha una latitudine di 41 gradi, quindi è 41 gradi sopra l'equatore. Però l'asse terrestre è inclinato di 23 gradi, quindi diciamo dobbiamo partire cioè l'equatore si trova a 23 gradi sotto il piano orbitale. Di conseguenza diciamo così, Napoli in questa figura, cioè noi siamo 18 gradi sopra il piano orbitale. Allora, per avere l'angolo di elevazione con cui ci appare l'apice, dobbiamo fare 90 gradi meno 18 gradi, fanno 72 gradi. Guardiamo un poco che cosa succede all'equinozio di primavera. All'equinozio di primavera è la situazione opposta. All'alba, allora l'equinozio di primavera dei 4 punti della figura inferiore di questa pagina è il punto che sta in alto. Allora, guardate un po' che succede. Questa volta, insomma, all'equinozio di primavera, quando è l'alba, l'asse terrestre, l'inclinazione dell'asse terrestre ci fa allontanare dal piano orbitale, quindi praticamente l'apice ci appare più basso sull'orizzonte. Possiamo anche calcolare l'altezza, l'elevazione sull'orizzonte con cui ci appare l'apice. Allora, Napoli ha una latitudine nord di 41 gradi, ma l'equatore questa volta si trova già 23 gradi sopra il piano orbitale, quindi complessivamente diciamo che in questa figura Napoli ci appare 23 gradi più 41 gradi, fanno 64 gradi al di sopra del piano orbitale. E quindi qual è l'elevazione con cui ci appare l'apice sull'orizzonte? Dobbiamo fare 90 meno 64, 26 gradi, quindi ci appare molto più basso. Invece per quanto riguarda i solstizi, se guardiamo allora il solstizio d'inverno è quello che sta a destra, perché vedete, perché l'emisfero nord sta più al buio, noi insomma siamo a nord, quindi ragioniamo per l'emisfero nord. Invece il solstizio di estate è quello che sta a sinistra, perché come potete vedere l'emisfero nord sta più alla luce. Allora, in questo caso all'alba che cosa succede? In questo caso, diciamo così, l'equatore si trova proprio all'alba, i punti che stanno all'equatore si trovano proprio in corrispondenza del piano orbitale e di conseguenza, diciamo, sono a 0 gradi sul piano orbitale. Quindi Napoli, che a 41 gradi di latitudine, in questa figura sarà 41 gradi sopra al piano orbitale. Quindi durante i solstizi l'apice ci appare a 90 gradi meno 41 gradi, fanno 49 gradi di elevazione sull'orizzonte. Allora, ricapitolando, l'apice all'alba raggiunge la sua massima elevazione all'equinozio di autunno e conseguentemente anche l'attività meteorica di fondo raggiunge il suo massimo all'equinozio di autunno. Precisamente è crescente nei mesi estivi e appunto raggiunge il suo massimo all'equinozio di autunno. D'accordo? Passiamo adesso a parlare delle scie. Le scie di gas ionizzato non hanno una lunga durata perché si dissipano. La loro dissipazione è dovuta a 3 processi: diffusione elettronica nell'ambiente circostante e lungo la scia, cioè praticamente gli elettroni ma anche gli ioni tendono a disperdersi, ricombinazione elettronica con gli ioni negativi, gli ioni positivi e gli elettroni negativi tendono a ricombinarsi tra loro,
e poi associazione degli elettroni con le molecole dell'aria. Semplicemente gli elettroni possono essere comunque anche assorbiti, possono entrare a far parte delle molecole dell'aria. E quindi questi tre fenomeni comporta la dissipazione delle scie. Quanto durano le scie ionizzate? La- allora, esse si dissipano in un tempo che è compreso tra qualche decimo di secondo e qualche secondo, salvo rari casi. È stato osservato un caso, che appunto ovviamente è rarissimo, in cui una scia è durata 160 secondi. Di solito le scie notturne hanno una durata maggiore, perché allora non è presente l'azione del Sole, per cui le molecole dell'atmosfera, dell'aria, non sono già ionizzate, quindi ci sono meno ioni già disponibili per la ricombinazione e quindi le scie durano di più. Il periodo più favorevole per la loro osservazione è l'alba per tre motivi: la minore ionizzazione dell'aria, il fatto che l'apice ha un'elevazione maggiore sull'orizzonte e poi, come sappiamo, la velocità d'ingresso dei frammenti meteorici è maggiore nell'aria. Che cos'è lo scattering? Quando le onde radio incidono su una scia ionizzata, sia gli ioni, ma soprattutto gli elettroni liberi che hanno una massa minore, oscillano e di conseguenza, allora, quando una carica è accelerata emette radiazioni elettromagnetiche. Quindi gli ioni, gli elettroni che oscillano emettono nuovamente onde elettromagnetiche. Il risultato è che sostanzialmente le onde radio che incidono sulle scie ionizzate vengono riflesse e quindi si ha lo scattering. Allora, che cos'è uno scattering? Lo scattering non è una riflessione vera e propria, simile a quelle che danno le superfici metalliche in ottica. Lo scattering è una diffusione, cioè una riflessione che avviene in tutte le direzioni. È più simile, diciamo, alla riflessione, alla diffusione che danno le pareti bianche in ottica, cioè praticamente appunto una riflessione ma in tutte le direzioni. Le frequenze che danno più luogo a questo fenomeno quindi al fenomeno dello scattering, sono comprese tra 40 e 150 MHz, ma soprattutto tra 40 e 70 MHz. Bene, ma se noi vogliamo fare osservazioni radio dei fenomeni meteorici, quindi vogliamo ricevere i segnali diffusi dalle scie di gas ionizzato, ci occorre ovviamente una sorgente di onde radio. La sorgente che noi utilizziamo è il radar Graves, un radar di origine militare, ma che poi ha rivelato la sua utilità anche per queste osservazioni, che è stato allestito nei pressi di Digione in Francia, nel sud della Francia. Questo radar emette un potentissimo segnale a 143,050 MHz verso sud, in tutti i 180 gradi di azimuth verso sud, con un'elevazione compresa tra 15 e 40 gradi. Il risultato è che la zona di cielo illuminata, tra virgolette, da questo radar è quella che vediamo in questa figura. La zona illuminata dal radar Graves di cielo ha la forma di una corona semicircolare, come vedete. Sopra la corona semicircolare qui notate anche una zona più chiara, ma non la consideriamo, è semplicemente perché questa figura è stata rappresentata da qualche utente dell'Inghilterra e ha voluto rappresentare anche questa zona qui, ma non ci interessa. Allora, e per ricevere i ping, cioè gli echi del segnale del radar Graves diffusi dalle scie meteoriche, come facciamo? Utilizziamo un'antenna preferibilmente direttiva, puntata nella direzione da cui può provenire il segnale, quindi diciamo grosso modo verso la Francia, ma non è detto, perché può anche dipendere dalla direzione verso la quale ci appaiono le scie. Benissimo, e allora questa antenna che cosa facciamo? O la colleghiamo a un ricevitore convenzionale sintonizzato in SSB, lo sintonizza a una frequenza molto vicina a quella dei radar Graves, o un pochino più sopra sintonizzato in LSB, quindi per esempio 143,050 e 143,051 in LSB, o un pochino più sotto sintonizzato in USB, quindi 143.049 e 5 143.049 in USB, come dicevo. Vabbè, poi opzionalmente al ricevitore convenzionale possiamo collegare un computer con un software
in grado di ricevere, diciamo, di analizzare il segnale audio di uscita del ricevitore, questo lo diciamo meglio dopo. E quando facciamo questo, quindi con un ricevitore convenzionale in SSB a una frequenza molto sintonizzato a una frequenza molto vicina a quella del radar Graves, a ogni ping riceviamo un sibilo. Tra poco ve lo faccio ascoltare. Oppure l'altra possibilità è quella di collegare l'antenna a un computer con software per SDR e con relativa chiavetta in grado di campionare il segnale. Per esempio, una chiavetta molto famosa, insomma, che spesso viene utilizzata è la FunCube. Il vantaggio di quest'altra procedura è che con l'SDR allora sullo schermo ci appaiono direttamente gli spettrogrammi del segnale. Lo svantaggio però, se andiamo a memorizzare gli spettrogrammi, occupiamo molta memoria. Vabbè, in quest'altra pagina, nella figura di sopra, possiamo osservare un grafico che spiega come funzionano le modulazioni, in particolare l'AM. E noi notiamo che praticamente quando il segnale modulante, cioè il segnale audio che vogliamo trasmettere via radio, ha dei picchi, allora il segnale radio che viene trasmesso aumenta di ampiezza. Diciamo, così funziona l'AM, e diciamo questo solo per dire che in realtà l'SSB deriva dall'AM, ma è a portante soppressa ed è presente una sola banda laterale, come sappiamo. Nella figura di sotto invece osserviamo lo schema blocchi della FunCube che, come abbiamo detto poco fa, è una delle chiavette utilizzate per l'SDR. In realtà ci vorrebbe una presentazione che parli solo di SDR, perché l'argomento è importantissimo ed è vastissimo, ma ovviamente qui non è possibile, non possiamo farlo. E diciamo, limitiamoci solo a dire questo, che la FunCube, come in realtà tutte queste chiavette, allora è costituita prima da un chip sintonizzatore, il quale come ingresso riceve il segnale radio proveniente dall'antenna e come uscita due segnali analogici denominati I e Q, i quali arrivano a un secondo chip, il secondo chip che provvede al campionamento. Dopodiché c'è un microprocessore che invia il flusso di dati al computer tramite porta USB. D'accordo, poco fa abbiamo detto che quando col nostro ricevitore convenzionale sintonizzato in SSB riceviamo un ping, allora ascoltiamo un sibilo. Come promesso ve ne faccio ascoltare uno e niente, si tratta di insomma, è relativo a un ping ricevuto durante la recente osservazione radio dello sciame meteorico delle Draconidi. Questo ping è stato ricevuto l'8 ottobre 2013 alle ore 11:22, ora estiva italiana. Ecco il suono. Bene, poco fa dicevamo anche che opzionalmente si può collegare al ricevitore convenzionale un computer con un software che analizzi il segnale audio dall'uscita del ricevitore stesso. Questa strada a volte è preferita rispetto ai software per SDR, soprattutto quando bisogna memorizzare i dati, perché come dicevo prima, diciamo, la memorizzazione degli spettrogrammi può comportare un notevole consumo di memoria. Allora con questi software si memorizza un grafico insomma, che riassume le caratteristiche che ha avuto il segnale audio, quindi l'uscita il segnale dell'uscita audio del ricevitore. Uno di questi software utilizzati è Radio SkyPipe. Per esempio il software che io ho utilizzato durante l'osservazione delle Draconidi, ed è lo stesso software utilizzato per il progetto Radio Giove. Questo software si limita a rappresentare un grafico con il livello di rumore dell'uscita audio del ricevitore. Ora, se osservate insomma, la figura di sopra di questa pagina, noterete che questo grafico ha un picco proprio in corrispondenza delle 11:22 dell'8 ottobre 2013, quindi proprio in corrispondenza delle ore 11:22. E lo notate con una linea rossa che insomma è parallela a uno degli assi che indica l'orario. E quindi effettivamente questo software, avendo ricevuto un incremento del segnale audio, del rumore del segnale audio corrispondente al sibilo, ha espresso questo con un picco in questo grafico. Beh, in realtà c'è da dire che noi abbiamo usato il Radio SkyPipe perché
insomma è lo stesso software usato per il progetto Radio Giove, però di solito viene usato un software chiamato HRO-FFT, che sempre analizza il segnale audio proveniente dall'uscita audio del ricevitore, però ha qualche funzionalità in più. In particolare è in grado anche di analizzare lo spettro di questo segnale audio, e come sappiamo, quando noi demoduliamo in SSB, lo spettro del segnale audio risultato della demodulazione è comunque connesso anche allo spettro del segnale radio, cioè delle variazioni di frequenza del segnale radio corrisponderanno anche a delle variazioni di frequenza del segnale audio. Noi avremmo voluto, diciamo, testare questo software migliore HRO-FFT in occasione dell'osservazione delle Leonidi, dello sciame delle Leonidi il 17 novembre, ma non è stato possibile perché proprio in quei giorni il radar Graves è andato in manutenzione. Invece, per quanto riguarda la figura di sotto, essa mostra che cosa si vede sulla schermata del computer quando si utilizza un software per SDR nel momento in cui si riceve un ping. Allora, in realtà il software che ho utilizzato è SDR Sharp con la chiavetta FineCube. Questo ping è stato registrato il 18 ottobre. Allora, in realtà non sappiamo se si tratta degli ultimi colpi di coda delle Draconidi o si tratta di un ping dovuto ad altro. Comunque, spero che nel video, con la risoluzione del video, si riesca a vedere, ma in basso sulla destra dovreste notare una piccola macchiolina chiara che appunto corrisponde ad un ping, e quindi nello spettrogramma si nota un incremento dell'intensità del segnale per un piccolissimo intervallo di frequenze. Benissimo, per concludere elenchiamo tutti gli sciami meteorici per i quali fino ad ora abbiamo fatto osservazione radio. Le quadrantidi a gennaio, le bootidi a giugno, le perseidi ad agosto, le gamma quaridi a settembre e le draconidi a ottobre. Avremmo voluto osservare anche le leonidi a novembre, il 17 novembre, ma non è stato possibile per il motivo che abbiamo indicato poco fa. Bene, in particolare per le quadrantidi e per le draconidi abbiamo notato una frequenza notevole di ping, anche 3-4 al minuto. Invece per gli altri sciami meteorici non è stato così. Per alcuni, insomma, si sa che lo ZHR è basso, invece per le Perseidi non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo appunto una frequenza di ping molto più elevata, ma quando osservammo la sera del 12 agosto non fu così, e tra l'altro non fummo i soli ad osservare questo dato poi venne confermato. Qui sotto potete osservare delle immagini, delle fotografie scattate in occasione dell'osservazione radio delle quadrantidi il 3 gennaio. All'epoca utilizzammo un'antenna direttiva Yagi della Maldol collegata al ricevitore convenzionale, e in più avevamo anche un'antenna verticale collegata invece a una chiavetta per SDR, e comunque fu una serata riuscita molto bene, e fu la nostra prima radio osservazione di questo tipo. Amici, io con questo ho concluso, vi ringrazio per aver avuto la pazienza e l'attenzione di ascoltarmi, vi saluto con la speranza di poterci vedere di persona alla prossima occasione. Grazie ancora e ciao a tutti.